Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, anche questa settimana parliamo di pseudoelementi, come abbiamo fatto la settimana scorsa, perché è un argomento molto ampio, insomma, ci sono talmente tante le cose che possiamo fare con questi cazzi qua, no? Che obiettivamente ci possiamo giocare veramente un sacco. Oggi voglio farvi vedere una cosa che avete visto spesso, voglio dire, come possiamo creare intorno ad un'immagine, dietro un'immagine, una situazione un po' particolare dove andiamo a ricreare delle cose, che è un po' lo stesso identico principio che aveva visto sul pulsante, però pulsante di settimana scorsa. Però insomma andiamo a approfondire un attimino questa cosa che magari vi può tornare utile per dare una svolta un po' creativa a quelle che sono le immagini dentro il vostro sito web, ok? Però prima di tutto iscrivetevi al canale se avete piacere di aiutarmi a fare crescere questa community, lasciate un bel like al video se il video vi è piaciuto e ovviamente fatemi tutte le domande che ritenete di dovermi fare nei commenti, rispondo sempre a tutti, se non vi rispondo è perché la domanda mi sta sul cazzo o semplicemente me la sono persa. Sigla! Bene, eccoci, dopo aver fatto la solita tiritera per chiedervi di iscrivervi al canale umilmente per poter andare a far crescere questa maledetta community, ok? Però io vi ringrazio perché ci sono dei fedelissimi, veramente siete diventati tanti fedelissimi che seguono sempre i miei video, quindi grazie millissimo. Bando alle ciaciance, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Quindi, allora, abbiamo la solita strutturina di partenza, quindi abbiamo un foglio di stile con le solite robe, abbiamo uno style dove... No, scusate, una index ovviamente, mentre abbiamo un foglio di stile con i soliti standard, box sizing, margin, padding, un colore dark per lo sfondo, il solito Montserrat già caricato, un contenitore da 80% margin 0 auto, quindi centrato, e poi abbiamo uno spacer per creare un po' di spaziatura sopra sotto e 0 destra a sinistra per poter andare a creare un po' di spazio sopra e sotto, sì, giustamente, un contenitore sopra e sotto, e da quest'altra parte abbiamo giustamente la nostra struttura completamente vuota. Poi abbiamo una cartellina immagini dove mi sono preparato un'immaginina che utilizzeremo per andare a fare questo giochino. Ok, allora partiamo dalla index, beh questo non ci serve, allora partiamo dalla index. Per creare un po' di forma mi vado a creare un punto content punto spacer, quindi un contenitore con un po' di spaziatura, e all'interno di questo andiamo a creare un figure per le immagini e gli diamo una classe, la chiamiamo banalmente punto image. Ok, dentro image, dentro il figure andiamo a caricare l'immagine, quindi image slash l'immagine l'ho chiamata building jpeg come da suggerimento, andiamo a riempire il building qui. Ok, e poi diamo le misure all'immagine, width 320 era, aspettate che me lo sono scritto, sì, ok, e height era 426. Molto bene, se salvo e vado a ricaricare la pagina dovrei poter vedere la mia immaginina qua forzata, ok? Adesso io voglio creare un bordo intorno all'immagine in questa posizione qua, cosa che potremmo veramente tranquillamente fare con i position, anzi la faremo con i position, ma va da sé che invece di andare a creare degli elementi in position di suo, ok, andremo a creare il position dentro gli pseudo elementi, e anche questa volta utilizzeremo before come mi sembra abbiamo già fatto settimana scorsa, però before o after, obiettivamente quando usiamo in position è assolutamente ininfluente perché comunque poi la posizione viene determinata dai parametri, dalle proprietà top, left, bottom o right, ok, quindi fine del problema. Ricordatemi che devo sempre fare la famosa lezione sui position, potrei anche farla la prossima settimana perché è da un po' che mi chiedete di farla. Ok, allora, dove eravamo? Bene, foglio di stile. Nel foglio di stile, quindi, la prima cosa che vado a fare è richiamare immagine. Quindi il nostro figure, il nostro marcatore figure, ok, a cui vado a dare un display div inline block, ok, così poi gli posso dare anche se sono ininfluenti le due cose, un position relative, quindi li faccio fare da ancora per quella che è la nostra struttura. Adesso, ovviamente, io non posso applicare il pseudo elementi direttamente sull'immagine. E se si può fare, ragazzi, io non ci sono mai riuscito, quindi lasciatemi nei commenti come si fa ad applicare i pseudo elementi ad un'immagine. Quindi ovviamente lavorerò sul marcatore che li contiene, ok? Anche da qui il figure che va a contenere le cose indipendentemente dalla dinamica SEO. Allora, punto image, due punti, before, ok? E vado a dirgli cosa? Gli vado intanto a dare il solito parametro content con gli apici vuoti, altrimenti non posso gestire i before, gli after e gli pseudo elementi, ok?
ok? E poi gli vado a dare il position con valore absolute, così che mi vada a posizionare l'elemento in scroll insieme alla struttura, ma si vada ad agganciare al relative, all'ancora che abbiamo messo nel marcatore che lo contiene. Vi ricordo sempre che il position absolute deve essere inserito dentro il relative per funzionare. Ok, quindi diamo una posizione, l'abbiamo data non ancora, quindi diamo le dimensioni, quindi facciamo width 80%, ovviamente tenete conto che il 100% di width height di questo elemento che andiamo a creare è la dimensione del figure che la contiene, ok? Quindi naturalmente in questo caso l'immagine. Height facciamo un 87%, ok? Poi creiamo un bordo, facciamo un bordo grande, 20 pixel solid e gli diamo un semplice colore nero, ok? Senza tante pretese. E poi andiamo a posizionare l'oggetto. Allora vediamo intanto cosa sta uscendo. Allora, se vado di qua e ricarico, vedete? Eccolo qui, c'ho il mio bel bordo. Vedete che comunque non riempie tutto lo spazio disponibile perché gli abbiamo detto 80% e 87%, quindi non 100-100. Allora, adesso io lo voglio tirare su e spostare un attimino, quindi siccome questo è il suo punto top 0, left 0, mi basta semplicemente andare a dichiararli top, facciamo meno 40 pixel e poi facciamo un left, che se me lo piglia aiuta. Ogni tanto se incanta anche Visual Studio Code, meno 40 pixel. Quindi in questo caso vedete che se adesso io vado a ricaricare, mi si sposta l'elemento nella posizione che voglio. Adesso volendo lo potrei anche opacizzare un attimo, ma non mi interessa. Allora potrebbe essere carità anche questa cosa qua, l'ho vista fare a una mia collega, ciao Jessica, che l'aveva messa come idea in un progetto l'altro giorno, ho detto vabbè. Allora, per fare quello che stava facendo, tra virgolette, Jessica, io potrei andare a opacizzare un attimo il mio elemento, lo porto, che ne so, al 40%, vedete, e si crea questa strana cornice simpatica sopra l'oggetto. Ok, potrebbe essere un'idea carina, infatti penso che la userò anche in uno dei prossimi progetti, non mi dispiace come cosa. Però rimane il problema eventualmente se volete mettere sotto l'oggetto, perché vedete che l'oggetto è sopra. Se volete passare sotto l'oggetto vi basta semplicemente, dato che sono position, giocare con lo z-index. Quindi se diamo uno z-index a -1, il nostro oggetto ovviamente passa dietro e lo potete gestire in tutta tranquillità, ok? Perché nel flusso del codice ovviamente gli z-index, il numero più alto ha un valore superiore e porta sopra, quindi 2 è più alto di 1, come potete immaginare, -1 va sotto lo 0 dichiarato dal relative. Mettiamola così, modo più semplice, però dai, giuro ve la faccio la lezione su position. Ok ragazzi, è un tutorial, anche questo molto semplice e basico, però vedete quante cose carine possiamo andare ad aggiungere nei nostri siti web grazie agli pseudo elementi. Ne farò sicuramente altre perché veramente c'è un mondo di roba dietro questi pseudo elementi, ok? Però di per sé per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time. Prima che mi finisce la batteria, che come avete visto è passata dal 60% al 27% perché ormai è completamente scoppiata.